Qui siamo pronti per parlare di ex Ilva. Domani 16 ottobre, giorno dello sciopero proclamato dai sindacati confederali, una grande manifestazione a Taranto tra la fabbrica e il centro della città. Parleremo tra un attimo di questo, ma prima diamo il benvenuto e bentornato, anzi, a Città della Radio a Davide Esperti della Wilmo. Buongiorno. Buongiorno Francesco, buongiorno a tutti i radioascoltatori, grazie per l'invito. Esperti, allora, prima di parlare dello sciopero con lei, volevo analizzare una cosa. Nei giorni scorsi ai microfoni di Rosso di Sera col direttore Enzo Ferrari, l'onorevole Dario Iaia di Fratelli d'Italia ha confermato un dato che insomma qualche tempo fa era stato rilanciato prima all'epoca dall'ex sindaco Melucci, poi da Confartigianato ultimamente, cioè l'unico futuro della fabbrica è quello di una fabbrica più piccola. Adesso magari ascoltiamo le sue dichiarazioni, poi volevo un suo parere su quello che dice il deputato di destra. In una prospettiva di riconversione dell'Ilva e di ridimensionamento dell'Ilva, il ragionamento e la proposta che sta facendo il governo e che ha fatto il governo a gruppi importanti, penso per esempio a WeBuild, è quella di poter mettere a disposizione aree dello stabilimento, aree quindi già industrializzate, a queste imprese, per poter fare in modo che una parte dei lavoratori, una parte degli esuberi possano andare ad operare presso queste nuove aziende, oppure anche giovani, insomma, che in qualche maniera abbiano voglia e desiderio di lavorare. Per cui dovremmo immaginare per il futuro questa nuova Ilva dove in 7-8 anni gli altoforni saranno tutti spenti, quindi le fonti inquinanti saranno spente, ci saranno dai 2 a 3 altoforni e poi c'è tutta la questione di nave su cui non mi voglio soffermare, ma l'idea è questa, e poi un'Ilva che sia molto più piccola, con delle aree da destinare, da mettere a disposizione di aziende che vogliono investire da noi. Quindi altri progetti dove c'è Ilva e la fabbrica, l'acciaieria vera e propria diventerebbe molto più piccola, il che significherebbe insomma anche molto più piccolo il livello di occupazione. Esperti, che ne pensa? Ma che Taranto è la città degli slogan, solo che c'è sempre una differenza tra quelli che sono gli slogan e quella che è la realtà. La realtà è che non si tratta di avere uno stabilimento più piccolo, si tratta, lo dobbiamo ricordare bene a tutti, che la gara che per noi già dall'inizio era l'ennesimo tentativo disperato di disimpegnarsi del sito a carico di un mercato in difficoltà, è andata deserta, quindi interessa solo a fondi speculativi finanziari, altro che Ilva più piccola. Si va verso la chiusura in assenza di alternative, quindi aree disponibili ci saranno 15 milioni di metri quadrati, però a noi interessa il destino dei lavoratori, che è più importante di quello dello stabilimento della siderurgia. Poi sui progetti alternativi, anche qui slogan. Urso raccontava a maggio che c'erano 5.000 assunzioni nella diversificazione in area portuale, retroportuale, WeBuild, che ricordava l'onorevole, Fincantieri e quant'altro. Ad oggi Taranto è un esercito di ex lavoratori che provengono dalle servizi municipalizzate, portuali, industria, tessile, non solo siderurgica, IAB, ultimo esempio, eccetera. E inoltre, ricordo a me stesso, che uno di questi investimenti che doveva garantire 1.500 occupati, perché i numeri si sparano tipo la tombola, era quello di Renexia, che se n'è andata a gambe levate a Vasto a investire, perché non si è in grado di rivedere la concessione delle aree del molo polisettoriale con la multinazionale turca Ilport. Quindi vorrei ricordare, c'è anche Ferretti, insomma la cantieristica navale, Ferretti, insomma. ma potrei fare una, per questione di tempo non le cito tutte, però non si risolve una vertenza occupazionale in questo territorio. Ma non è anche un po' colpa vostra, Esperti? Così, allora, la lancio così come una provocazione, nel senso, siccome Taranto è stata indicata come... Le organizzazioni sindacali sono fatte da persone e le persone non sono mai senz'altro immune da errori, e chi fa può anche sbagliare, per l'amor di Dio. Il tema è un altro: al sindacato una cosa non si può rimproverare, tra le tante che si può rimproverare legittimamente, specie in una città abituata a trovare il nemico quotidiano. Quello che non si può rimproverare è la denuncia, e allora noi stiamo continuando a denunciare che tutte queste chiacchiere non fanno altro
che far prendere tempo, e nel frattempo i lavoratori continuano a soffrire, ad affamarsi di cassa integrazione per chi ce l'ha la cassa integrazione, per i lavoratori degli appalti non hanno neanche quella, per cui ogni scadenza paga è un patema d'animo, e persino la retribuzione non è più un diritto costituzionalmente garantito, ma è diventato un privilegio. Un Questa è la favore. realtà di Taranto. Perciò noi diciamo al governo, se realmente, lo ripeto, vuole investire, trasformare la fabbrica, di assumersene il controllo pro tempore per garantire un processo, perché se non ci crede lo Stato italiano, mai e poi mai ci crederà il mercato, perché non esistono sul mercato imprenditori alla Sor Maria Goretti. Ecco, questa è la condizione che voglio. E in alternativa invece ci devono garantire quali sono i progetti occupazionali, non nel giorno del mai e nel mese del poi, e nel frattempo si fanno le campagne elettorali e la gente continua a stare in gravissime difficoltà. Insomma, questa è la nostra posizione. Domani per strada, per rivendicare i diritti che, come appunto stava anche dicendo, sono stati lesi in qualche modo, ma al di là della manifestazione, qual è la percezione tra i lavoratori e le lavoratrici in questo momento in fabbrica? Allora, il pericolo più grande, il nemico più rischioso tra i tanti che abbiamo dovuto affrontare in questi anni, è il pericolo della rassegnazione, che dopo 13 anni di vergogna nazionale è chiaro che sta dietro l'angolo. Ma noi non possiamo accettare la resa, non può far parte del nostro DNA, e siccome in questi mesi ha parlato legittimamente una parte della città con le proprie posizioni, io credo che sia il momento che parlino i lavoratori, che, se permetti, sono quelli che hanno pagato il prezzo più alto e vivono da 13 anni una serie infinita di porte sbattute in faccia. Non è una manifestazione contro nessuno, al contrario, in una città, torno a ripetere, che cerca l'antagonista quotidiano e emette sentenze senza appello via social, noi vogliamo semplicemente provare ad unire. Non è contro il sindaco, andremo in Palazzo di Città come rappresentante delle istituzioni per cercare di unire una comunità vilipesa, e anche pretendere dal governo ovviamente le soluzioni, e pretendere anche un tavolo di negoziazione e discussione a Palazzo Chigi, che abbiamo già chiesto ma ad oggi non arriva. Grazie a Davide Esperti della Wilm per essere stato con noi e per non essersi come al solito sottratto alle domande. Buona giornata e buon lavoro. Buona giornata a te, Francesco, grazie, saluto a tutti.